Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Dopo 2 anni e mezzo di stop torna a Taglio di Po lo spettacolo Noi, Voi, Insieme, organizzato e diretto da Pasquale Vastano, che ha ideato questa varietà che racchiude il meglio di tutte le arti, con protagonisti i ragazzi del Centro Luce sul Mare di Porto Tolle, del gruppo La Banda del Bastan Contrario, Barriere Invisibili e Borgo Vita di Taglio di Po e Down Rovigo. Centri gestiti dalle cooperative Peter Pan di Adria Rovigo e da titoli minori di Chioggia. Tante le persone che si sono impegnate per questo evento in maniera gratuita, e vogliamo ricordare tra gli altri il gruppo dei Baracca, cantanti come Enrica Zanellato, Anna Maria Braggion, Mirko Venieri in arte Celentano, Francesco Marzolla, Federica Darè, Cinzia Marcomini, Enrico Zanforlin e la compagnia Qui dell'Oreo e Tornova. Non ultimi i ragazzi del gruppo di Cleves Milani della scuola Ritmo Caliente. Infine una piacevole sorpresa con la potente voce del soprano Gioia Crepaldi. Presentatrice della serata Alessandra Cappato. Con Pasquale Vastano, il vero ideatore di queste giornate. Che edizione è, Pasquale, questa? Questa dovrebbe essere la 5ª edizione di Noi, Voi, Insieme, che facciamo qui a Taglio di Po per i ragazzi disabili, uno spettacolo di beneficenza a favore di questi ragazzi e anche delle associazioni che sostengono tutti i progetti come Un Ponte per Borgo Vita. Ecco, noi stiamo elencando tutti i protagonisti di queste giornate. Tu che stai seguendo queste cose, sei anche coinvolto personalmente, quanto valore aggiunto dai a questi ragazzi con le disabilità che oggi vedremo esibirsi sul palco? Beh, questi ragazzi sono delle persone speciali che ti danno un qualche cosa. Sono puri come l'acqua, non sanno dire bugie, sono sinceri, qualcuno ha un quoziente di intelligenza superiore e basta un saluto per farli felici. Sono ragazzi veramente speciali. Tu sei musicista, sei un attore, sei anche un mio amico tra l'altro, questo mi piace annoverarti tra i miei amici e spero che sia reciproca la cosa. Io ti ringrazio veramente da cittadino, da persona sensibile a queste cose per tutto quello che fai. Bravo Pasquale. Grazie Leandro, sei un amicone. Grazie, ciao. Sindaco Laila Marangoni, naturalmente protagonista anche di questa giornata, lei l'ha voluta fortemente, lei è molto sensibile a questo tema. Quanto è importante che la comunità risponda per queste cose? È importantissimo perché una comunità completa deve avere attenzione per tutto e questo è un punto importante del quale bisogna avere proprio un'attenzione particolare. Ecco, lei anche prima di diventare sindaco aveva fatto moltissime cose per la solidarietà, soprattutto per i ragazzi meno fortunati, con disabilità eccetera, e quindi continuerà anche durante tutti i 5 anni del suo mandato? Ma certamente ho tante cose in mente, però spero che siano ancora di più di quelle che ho in mente. Non ci vuole anticipare nulla? No, sorpresa sempre. Grazie. E sono delle persone speciali, sono persone che danno amore, il più pulito che esista. Ti circondano di semplicità, di poezza e molto spesso hanno pari intelligenza delle persone comuni che guardandole vedono solo le difficoltà e non le opportunità di questi ragazzi. Tutte le persone disabili hanno bisogno di pari necessità e opportunità, di amicizia come qualsiasi altro se non di più, perché un sorriso, un piccolo sorriso delle persone non modotate non costa niente, ma a loro sembra di esserti più vicine. Grazie.